Caro Presidente, ti scrivo per festeggiare insieme l'unità d'Italia. Per dirla con Gianni Morandi e Roberto Benigni, stiamo uniti. Ti scrivo da uno scalino del caffè Pedrocchi. L'8 febbraio 1848 le truppe imperiali fecero fuoco sulla folla di studenti, radunati proprio davanti allo storico caffè, per protestare contro la tirannia austriaca, inneggiando all'unità d'Italia. Un morto e molti feriti. Anche nei moti del 1820-1821 Padova ebbe un ruolo determinante, grazie a personalità eccellenti come Niccolò Tommasini. Del 1848 dobbiamo ricordare un padovano illustre, Alberto Cavalletto, che molto fece per la libertà dei Veneti, e un giovane federalista convinto, la camicia rossa, Alberto Mario. Inizia così il percorso risorgimentale di Padova, un percorso che la rende protagonista e che culmina con l'ingresso in città delle truppe italiane il 12 luglio 1866. È questa la nostra storia, coraggiosa, giovane, intensa. Non è la storia del Dio Pope, è una storia che parte da qui, da alcuni giovani, e sono gli stessi giovani del Piave, sono gli stessi giovani della Resistenza, sono gli stessi giovani che si sono battuti contro la violenza e il terrorismo. Sono i giovani che oggi lottano per il loro futuro. Vedi, Presidente, le identità territoriali non si sovrappongono, non si elidono, ma si intrecciano. Io mi sento padovano, veneto, italiano, europeo e cittadino del mondo. Perché dobbiamo creare nuovi conflitti? Non ce ne sono già troppi in questo mondo. Presidente, cerca di essere uomo delle istituzioni. Tu passerai in fondo, come me, come tutti. Ma le istituzioni restano. Siamo noi servitori delle istituzioni, non il contrario. Tu sei un dipendente della Repubblica Italiana. Prova a rileggere gli articoli tra il 114 e il 131 della nostra Costituzione. È da quel titolo quinto che discende il ruolo che provvisoriamente occupi. Non puoi sputare continuamente nel piatto in cui mangi. Ricorda che quello Stato su cui sputi, in perenne altalena e contraddizione tra federalismo e secessione, quello Stato lo occupate voi, da 8 anni negli ultimi 10. E allora vediamo di essere seri. E poi personalmente ti invito il 25 marzo alle 21 al Gran Teatro di Corso Australia per il concerto dei Nomadi. L'iniziativa è Fratelli d'Italia, l'Italia sedestra. E visto che all'apertura dell'anno accademico al Bo non avevi la coccarda, ora puoi recuperare con un tocco tricolore. Trovi nella busta che ti invierò una spilletta, l'ha creata Silvana Bortoluzzi, nonna di una giovane democratica, ed è stata distribuita dagli amici e dai compagni del circolo del PD di Cadonega. Come sai, ne hanno parlato Corrado Augias su Rai 3 e Beppe Severnini sul Corriere. I fondi che continuano a raccogliere con queste spillette vanno alle popolazioni alluvionate del Veneto. Già, le spillette tricolori per gli alluvionati. È questo il Veneto che sta in Italia, il Veneto solidale che chiede aiuto e ottiene aiuto. Per le sfide che ci attengono, le sfide della globalizzazione, in un'Italia unita che lavora per un'Europa unita, questo è il Veneto che dobbiamo provare a costruire, più forte, più ricco di opportunità, più ricco di futuro. Non lasciamo che i nostri figli crescano nella paura e nell'angoscia per il domani. Ti aspetto, anche tu, fratello d'Italia. Con amicizia tricolore, Piero Ruzzanti. Post scritto: oltre alla spilletta tricolore, ti allego 2 biglietti del concerto per te e tua moglie e una bandiera tricolore che potrai far sventolare. Viva l'Italia! L'Italia liberata! L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura.